primo mattino. Sono tipo, sai, cose di Walt Disney, che era principessa che viene fuori dalla finestra. Buongiorno. Questi 400 È arrivato anche Diego, ci ha messo un po' in difficoltà perché non sapevamo se farci il segno della croce o cosa. Dovremmo chiamarlo Sua Eminenza o semplicemente Diego? Come ti anticipavo ieri, allora oggi andremo a installare questi due DC-DC, uno da 30 e uno da 60. Tu mi dirai, perché non hai fatto 60 e 60? Allora, sempre per il discorso della mia ignorantissima, però insomma, tra virgolette, lunga esperienza quotidiana di utilizzo di questi giocattoli, ho reputato opportuno utilizzare questo sistema 0, 30, 60, 90 e non stressare troppo la batteria e probabilmente anche poi l'alternatore, ok, e quindi allungare un po' la vita del mio camper utilizzando appunto questo sistema molto più equilibrato, il quale arriverà al massimo a un 90 A, però insomma con un alternatore da 150 e una Varta da 100 come batteria direi che è perfetto, non è che andiamo a tirare il collo ai componenti. Questo gioco qua forse ce lo spiegheranno dopo. Ha detto che è un mantenitore, forse per mantenitore intendono parallelatore, sai, quello strafante, quello strumento, quell'accessorio che carica la batteria del motore utilizzando l'energia delle batterie dei servizi, ossia quelle dietro della parte vivibile e abitabile. Io ce l'avevo già questa cosa sotto comando, però sai che certi componenti non sono proprio compatibili con le batterie a litio, o meglio non vengono sfruttati, spremuti correttamente in quanto cambiano i parametri, ok? Cambiano i voltaggi. E poi diciamo che sono felice, in qualche modo soddisfatto, che vedi mi ascoltano perché mi usano anche come cavia giustamente alla DS Tech, e gli avevo consigliato, ho detto guarda che secondo me, per carità è vero che è una configurazione un po' particolare, un po' di nicchia, però secondo me, dicevo, la cosa migliore è, oltre a disattivare, avere un sistema, invece di avere più pulsantini, che mi consenta di partire da 0, poi abilitare il 30, poi il 60 e poi il 90, che il 90 sarebbe la somma di tutti e due. E così l'hanno, diciamo, fatto. Questo è ancora un primo modello sperimentale, però altro non è che un semplice pulsantino che comanda i vari dispositivi da attivare o disattivare. Ad ogni modo, anche se tu utilizzi un solo DC-DC, io insisto a consigliarti il comando per attivarlo, soprattutto se hai un 60, per il discorso che ti feci l'altra volta, che certi alternatori partono dopo come tempo, cioè poi certe batterie magari parti che sono giù di voltaggio, allora il DC-DC che ha una sorta di centralina anche lui, no? Che legge che la batteria del motore è bassa e quindi non prende tanta corrente, ne prende meno, hai capito? E quindi con il giochetto del pulsante tu parti, magari fai quei 2-3 km in modo tale che l'alternatore carica, il voltaggio si alza, poi accendi il DC-DC e il DC-DC carica al massimo, hai capito? Un piccolo appunto interno che ti può servire come ispirazione è il fatto che io e Mirko abbiamo scelto di mettere i DC-DC stavolta fuori come si dice, dalla panca dove c'è l'impianto elettrico. Questo perché il DC-DC, come tutti gli accessori elettronici, scalda. E il ragionamento, perlomeno il ragionamento che ho fatto io, è anche è un altro, che è: quando uso maggiormente il DC-DC? D'inverno. Pertanto averlo vicino al sedile guida, certo vabbè non è un phone che discorsi, non è una stufetta, però averlo vicino al sedile guida e alla porta che bene o male fa spifferi, diciamocelo, è la soluzione migliore. Pertanto abbiamo scelto di metterlo vicino, dietro il sedile guida, vicino alla porta di guida. Quindi anche te, se hai vari dispositivi e poco spazio, valuta questa opzione, perché ragionandoci, che problema può dare mettere un dispositivo elettronico dietro al sedile di guida? Faccio un esempio: gli arriva acqua? No. Viene urtato? È un punto di passaggio? No. Quindi
concettualmente, ma praticamente che problema c'è? Nessuno, ci possono essere solo dei vantaggi, che lo lasci respirare bene, in questo caso vabbè di poco niente, ma ti aiuta a mantenere la temperatura all'interno del camper e non scalda gli altri componenti. Aspetta che adesso su il corpo del Cristo. Te devo portare il corpo del Cristo. Le cantine ponti non so se conosci. È stato super strano per uno che somiglia al Papa che mi fa i lavori sul pulmino. Cioè va che gli è soddisfazione, sa tu? Scaricare ancora la batteria. Di come sta facendo una staffa, come posso spiegare, la quale consente e consentirà di avere, a parte vabbè gli attuali dispositivi in ordine, ma di aggiungere altre cose alla batteria motore. Mi spero non dover contare altro, però vabbè, insomma, nel caso. Poi già che sono qua volevo raccontare una cosa che giustamente non tutti sanno. Allora, se succede che in una batteria, che sia la motore o servizi, c'è un qualcosa che ti ruba troppa corrente, tu non sai cos'è, dici cos'è sta perdita, esistono degli strumenti che si chiamano amperometri, i quali hanno una specie di pinzetta, diciamo, larga così, vabbè, più o meno, per farti capire, dove questa la apri, gli chiudi dentro il cavo, cioè provi un cavo alla volta, e lui ti dice, questo strumento ti dice per ogni cavo quanto sta consumando. Non ti voglio scampare. Che onore che monto dentro a Papa Mobile adesso. Sì, senti, se sta, ma sì, le fresco canne ed è stirata, porca miseria. In sostanza adesso, per non fare troppi cavi, è stato passato un cavo da 35 che mi collega il tutto. Sono da fai da te. Stiamo ancora girando il video dell'installazione, esatto, siamo nella fase di accensione, test e collaudo, nulla sta scoppiando nonostante il suono molto allarmante. Infatti. No, in realtà il suono molto allarmante è semplicemente l'avviso di batteria motore scarica, perché la batteria motore è staccata e quindi la centralina ti dice batteria motore scarica. Adesso io non so se qua davanti dovremmo aspettarci scintille, fuochi d'artificio. Sta arrivando il momento della verità, cioè tipo la canzone dei Ruggeri. Allora, facciamo il test in diretta. Allora, prima di fare il test in diretta ci spostiamo di qua, lasciamo perdere il discorso che qua segna 0%, perché abbiamo resettato un attimo il tutto. Stiamo consumando 1,48, quindi probabilmente un po' di corrente che gli va al motore. Spoiler, abbiamo scoperto che è il clacson, quello da camion, che ciuccia corrente al motore, quindi vediamo dopo di metterlo magari sotto pulsante per quando si fanno quella settimana di stanzialità, perché altrimenti a conti fatti in una settimana ti bruci 70 A di batteria, solo tenerlo fermo. Comunque 3, 2, 1, tacca, ecco qua, 8. Allora vedo anche che sono al minimo, perché non metto a marcia, se no io neanche devo fare, se ne vado addosso. Ok, non carica perché è tutto spento, ok? Adesso vado al primo step, lo giro, 1, qui dovremmo essere a 30, perché non vedo, adesso beh, bisogna dargli tempo di solito mi pare. Adesso è partito? È partito di fatti. Allora toma a testa un attimo. Più, aspetta che accelero anche un po', beh ma non sembra che accelero. Più 26,8 che è il guadagno, ripetiamo, non è quanto carica, è il guadagno, quindi lui carica a 30 ma in realtà vanno dentro 26,7. Ok? Ora mi sposto, scusa le riprese, di qua, metto il secondo, ora dovrebbe andare a 60, difatti mi ha spento il 30 e ora fra un po' dovrebbe andare a 60, quanto pesa sta macchinetta? 35, eccolo là, vedi, 54 e passa, aspetta che tengo male un po' accelerato, ok, vedi 55 e passa, tieni conto che siamo anche al minimo del motore. Ora, sempre con le solite riprese alla UA che te va, spostiamo nell'ultimo livello, che è, però resta acceso, non mi ha spento il 60, accende il 30 e dovrebbe accendersi anche il 30 e andare tipo quasi a 90. Adesso è partito. Ah no, che 90, no sì 90, quasi 90, eccolo qua, che bello, ah 83 e qualcosa, fantastico. Guadagnando 83,6,
83,5. I pannelli sono stati volutamente staccati proprio per fare questo test reale, quindi tutto sta arrivando solo esclusivamente dai DC-DC. Sì, perché abbiamo 81 ampere di guadagno, quindi 9 ampere. Bella, poi ti sarà partito anche il frigo adesso. Sì, beh, sicuro c'è anche il frigo che consuma, sì. 83 adesso che ho accelerato un po', ma ricorrendo un po' di più, 83 e qualcosa. Ah, qua io che provo le luci prima di fare il video intervista a Diego della DS Tech / Papa Leone. Ma no, sì, mi sembra bene, lo metto qua. Così te vedi sia il dietro le quinte, i preparativi che il video ufficiale. Prego, si accomodi nel confessionale. Oh signore. Ecco che mi sa il contatto anche diretto, non capiamo nessuna. Allora ragazzuoli, io approfitterei che ho qui Diego della DS Tech per fare la classica domanda che può essere di utile a tutti, ossia: Diego, fai finta che stai parlando con un emerito ignorante in materia tipo me, di meccanica e di elettronica, e mi devi spiegare cos'è il DC-DC, poi anche come funziona e via discorrendo. Yuri, Sumi! mi faccio dietro le quinte intanto. E dietro alle quinte? E dietro alle quinte! Un DC-DC non è altro che un caricabatterie. La differenza rispetto al caricabatterie tradizionale del camper, che per funzionare ha bisogno della colonnina, della presa di casa. Ok, che comunque è un'altra cosa perché... È un caricabatterie anche quello. Sì. Sono due caricabatterie. Uno funziona con la 220 volt. Sì. Il DC-DC funziona con 12 volt della batteria motore alternatore. Quindi usa il motore. Usa il motore. Quindi cambia la sorgente, anziché la 220 abbiamo i 12 volt in continua, l'uscita è quella tipica di un caricabatterie. Quindi ha i programmi di carica come un caricabatterie. Quindi i DC-DC hanno un programma di carica per le batterie a piombo, per le AGM, per le gel e per le litio. Programma di carica vuol dire fino a quanto puoi caricare. Fino a che tensione deve arrivare a caricare, come deve arrivarci, quanto tempo ci rimane e quando poi passa alla fase di mantenimento. Ok. Quelli sono i programmi di carica. Una sorta di margine, cioè fin là puoi arrivare. Viene chiamata curva di carica, anche se non è proprio una curva, comunque ok. Le varie tensioni di fine carica. Vedete ragazzi, Diego è bravissimo, è molto preparato, però io tendo sempre a tradurre in italiano, perché giustamente come gli informatici, no? Sai, quando ti parlano di buffering e tutte le parole, ti dici che i baffi, tagliamo i baffi, no. Quindi, allora, io ogni volta riassumo per vedere se ho capito, se tutti abbiamo capito. È un dispositivo che viene attaccato al motore. Viene collegato per comodità e anche per pulizia della corrente, viene attaccato alla batteria motore, quella di avviamento, che a sua volta è collegata direttamente con un cavo grosso già collegata all'alternatore, quindi di fatto la corrente che viene usata per caricare viene presa dall'alternatore, che produce una corrente 12 volt. L'alternatore è quel dispositivo che è collegato con una cinghia al motore, tipo le dinamo delle biciclette, ovviamente molto più grosse, che normalmente serve solo per caricare la batteria d'avviamento. Certo, del furgone, del motore, dell'auto. E poi per alimentare le luci, il cristallo e tutto il resto. Ci si collega lì nell'alternatore, nella batteria motore che è collegata con l'alternatore, la stessa però cosa. Questo DC-DC va collegato alla batteria del motore, esatto. E da lì lui fa tutto quello che serve, quindi fa trasformazioni della corrente, pulizia, filtraggio e regolazione, in modo tale da caricare le batterie servizi nel modo corretto. Quindi c'è un cavo che porta dalla batteria del motore al DC-DC e poi un altro cavi al plurale, che portano dal DC-DC alle batterie servizi, che sono quelle dietro della parte vivibile del camper. Batterie servizi vengono chiamate così perché alimentano appunto i servizi del camper, la parte della cellula abitativa. Luci, pompa dell'acqua, frigo e così via. Aggiungerei anche una cosa, anche se forse l'avevamo già menzionata, però è sempre bene ricordare. Si era parlato di certe persone che hanno collegato le batterie a litio ai camper senza utilizzare il DC-DC. Allora la domanda che io ti farei, a parte che è fattibile, nel senso l'hanno fatto, quindi è fattibile, ma pro, contro
Eventuali rischi, Ok. chiedo. Allora, è abbastanza articolata la cosa, proviamo a riassumere in pochi concetti. Parliamo delle nostre batterie, delle altre batterie mi astengo. Le nostre batterie si potrebbero sostituire direttamente alle batterie AGM o gel, eccetera, in quanto il BMS proteggono e gestiscono tutte le fasi sia di carica che di scarica. Questo a livello di batteria. Vuol dire che tipo se gli arriva troppa corrente in un colpo, loro si staccano, Ok. se la tensione fosse troppo alta si smettono di caricare, quindi si spengono la parte di carica. Quindi con le batterie di S-Tech siamo andati al terzo punto, eventuali rischi no, perché hanno A livello BMS. esatto, a livello di batterie no, Ok, però come dicevi giustamente tu, non ci sono in questo ipotetico come dire, circuito, non ci sono solo le batterie, la batteria è la parte finale, ci sono i cavi, ci sono i relè in mezzo e ci sono i connettori. Cosa voglio dire? Uno dei vantaggi delle batterie al litio sappiamo che è quello di poterle caricare molto velocemente. Perché? Perché assorbono, diciamo, tutta la corrente, non è vero tutta, ma insomma, assorbono moltissima corrente, hanno una capacità di assorbire e recepire correnti molto elevate. Per questo motivo, però, se circolano correnti elevati, i cavi devono essere grossi, di sezione di diametro grosso. Allora, ci sono anche qui almeno due modi, diciamo due macro famiglie, cioè tolgo la vecchia batteria, metto la nuova e lascio l'impianto originale del camper. In questo caso qual è il punto di domanda? Lo chiamo così, non voglio chiamarlo pericolo, rischio o altro, no, punto di domanda. Sono di nuovo i tre punti. Uno, la sezione originali dei cavi della centralina, perché soprattutto sui camper più datati c'erano cavi da 4 mm, quindi più fini molto di quello sottili. che andrebbero. Okay. I cavi poi passano su dei connettori che vanno sulle schede, sulla centralina servizi, eccetera. E anche lì a volte usavano i Faston. Faston sono quelle lamelle così, ma che già molto spesso con le correnti di 15 A del frigo scaldano molto. Terzo c'è il relè probabilmente è la parte meno critica perché di solito sono magari da 40, 60, 80 A, però cavi e contatti soprattutto sono sottodimensionati rispetto alle correnti che una batteria al litio, soprattutto se scarica, può assorbire. Perché se la batteria motore quando accendi il mezzo è a 14 volt e la litio è scarica a 12,5, 12,7, lì abbiamo 1,5 volt e potenzialmente tirerebbe tanta corrente. Ovviamente sui cavi non può passare, il cavo si scalda, il connettore si scalda, quindi il rischio è che i connettori si scaldino molto, passi correnti sbagliate e così via. Allora qualcuno cosa fa? Aggiunge dei cavi nuovi, quindi parte con un cavo grosso dalla batteria motore, ci mette un bel relè grosso così da 200 A e cavo grosso verso la batteria servizi. Che quando metti, quindi senza DC-DC, DC, ma cambiando il cablaggio. Aggiungendo un cablaggio nuovo dedicato. Cosa succede? Quando metti in moto, il relè grosso unisce di nuovo le due batterie e lì passa corrente. Ne passa tanta. Problema numero 1. Non è una corrente controllata. Cioè, quanta corrente passa? Passano 20, 50, 80, 150 A, non lo si può sapere. Più grossi sono i cavi, meglio sono fatti i cablaggi, più corrente passa. Però ripeto, non è controllata. Se noi prendiamo una 100 A al litio e gli buttiamo dentro 90 A, sì, si può fare, a parte che non ha nessun senso farlo, ma è uno stress enorme per la batteria che gli si accorcia di molto la vita. Primo coso. Quindi non c'è nessun controllo della corrente, nessuna limitazione. Secondo aspetto, la tensione della batteria servizi sarà uguale alla tensione della batteria motore, quello che fa l'alternatore. Quindi se l'alternatore fa 13,9, avremo la batteria a 13,9. Che sono troppi? Sono troppo pochi okay, per caricarla al 100%. Se l'alternatore fa 14,5, avremo la batteria a 14,5, che va bene, è un po' altina. Ma se facciamo un viaggio di 10, 12, 20 ore di viaggio, oppure ogni volta che accendiamo, avremo sempre la batteria alla massima tensione che dà l'alternatore. Non c'è una fase di mantenimento. Quindi cosa vuol dire? Le batterie sono sempre
piene, se l'alternatore effettivamente carica sopra i 14,2, 14,3, sono piene ma rimangono sempre a quella tensione lì, cioè non hanno mai un momento dove la tensione si abbassa un pochino a 13,6, 13,7 di mantenimento. Quindi è possibile farlo? Sì, lo fanno, come giustamente abbiamo detto prima. Le batterie lo possono fare? Sì, lo possono fare. È il modo giusto per caricarle? No. Ok, quindi che si possa fare lo si fa, non è il metodo corretto. Tant'è che i DC-DC andrebbero utilizzati, se vogliamo fare le cose fatte bene, anche con le batterie AGM, con correnti molto più basse. Di nuovo, perché? Perché le batterie devono essere caricate con un caricabatterie, cioè devono avere le fasi di carica, se le vogliamo caricare bene. Lo fa il caricabatterie a 220 volt, lo fanno gli MPPT dei solare. Non vedo perché quando le carichi da motore non dovremmo fare le curve di carica come vanno fatte. Ecco, quindi proprio perché in questo modo si riesce a caricare velocemente ma in modo controllato, sicuro, non si sovraccarica le centraline, non si sovraccaricano i connettori e la batteria viene caricata nel modo corretto, velocemente ma corretto. Ok, quindi ricapitolando, se ho capito bene, vantaggi, almeno per quello che mi hai detto, non ce n'è neanche uno e dopo ti chiedo No, se... l'unico è il prezzo del DC-DC. Ah, ok, sì, vabbè, che non paghi DC-DC. Sì, perché comunque i cavi grossi... Se li il vuoi vantaggio di cambiare- andare via senza assicurazione, non pago l'assicurazione, insomma, vabbè, ok. Vabbè, adesso parti scherzi, quindi vantaggi allora no. No, non ci sono vantaggi. Ok. Svantaggi alla fine ne abbiamo parlato e è la stessa cosa, svantaggi e rischi è la stessa cosa, cioè per rischi e svantaggi nel senso mi accorci Allora, la vita della batteria. Esatto. Un altro aspetto del mettere cavi molto grossi con il relè, che magari io ottengo delle correnti di carica molto elevate, magari ho una batteria grossa, 200-400 A, quello che vogliamo, no? Quindi dico potrei caricare tranquillamente 100-120 A. Bello, ma l'alternatore li tiene? Cioè il DC-DC, noi sappiamo che prendiamo il 60 A, no? Tipico 60 o anche 90 se abbiamo un alternatore grosso, ma sappiamo che lui arriva a quella potenza, quella prende, il resto rimane a disposizione della meccanica, fari eccetera. Se noi mettiamo un cavo così, passa tutto quello che può passare, magari c'è gente che carica anche a 110-120 A, bello se hai l'alternatore da 180-200, ma se hai un alternatore da 120, 90 gli stai di tirando il solito, collo. mi pare che è Cosa è uno successo? normale. Su quelli vecchi sì, adesso sono tutti quanti ok. di solito 140-150, ci si arriva. Però ad esempio tu, esperienza tua, l'alternatore tuo, sapevamo che gli stavamo un po' tirando troppo il collo e dopo un po', quanti anni? 2-3 anni ha ceduto. È ceduto, sì. Perché sono correnti troppo elevate, quindi il DC-DC ti consente di avere delle correnti elevate ma adeguate alla batteria e adeguate all'alternatore che hai, perché vanno scelte in base a soprattutto l'alternatore. Ok, e sempre per amor della chiarezza, della semplicità e della praticità, quindi confermi che se uno monta DC-DC non serve che cambia i cavi, può lasciare i cavi fini, mi dicevi I cavi della originali. centralina sì, perché a quel punto viene disattivato in diverse modalità, o alcune centraline sono predisposte a un piccolo giamperino, altre hanno puntino di saldatura, le si possono imbrogliare con un relè esterno. Risultato, dalla centralina servizi del camper non passa più nessuna corrente in fase di carica, cioè il circuito motore dal circuito cellula abitativa servizi sono completamente separati. Solo quando si mette in moto il DC-DC preleva della corrente in modo controllato e la manda alle batterie servizi. Ok, quindi non passa più corrente sulla centralina servizi e quindi io non ho nessun problema / pericolo di far passare correnti elevate. Un altro vantaggio di questo sistema qui è che, come sai, col DPU il DPU è il segnale che genera l'alternatore quando gira, adesso viene generato simulato dalle centraline, comunque il risultato è che solo a motore acceso carico, e questo lo si fa anche con il relè, e anche con il relè lo si può fare di togliere il segnale, quindi non si unisce più, lo si può fare anche col DC-DC, cioè non caricare le batterie e servizi quando non ne ho bisogno. Se ho già i pannelli solari, sto ritornando a casa, devo rimessare il camper, non voglio caricarle piene, le litio sappiamo che possono stare benissimo anche a metà o al 70%, quindi si può disattivare la carica. Ok, perfetto. Io credo di aver capito tutto. Se avete qualche dubbio chiedete nei commenti che Diego poi passa a controllare e rispondere. E fate i bravi e pagate l'assicurazione. Ciao Fioi! Ciao, ciao a tutti! Wanna rock and roll all night.
crazy.